Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con A Voi la Linea. Tra Green Pass e mascherine, domani per gran parte degli studenti della Regione riparte la scuola in presenza. Vediamo come si stanno preparando gli istituti scolastici con il dirigente del liceo classico Stellini di Udine, Luca Gervasutti. L'ha raggiunto per noi Alexis Sabot. Eccoci qua, ci troviamo all'esterno dell'Istituto Stellini per raggiungere il preside Luca Gervasutti, che è anche vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Friuli Venezia Giulia. Domani praticamente gran parte degli studenti rientrano a scuola, alcuni hanno anticipato a lunedì, ma come vi siete organizzati proprio per ripartire in presenza al 100%? Ma noi seguiamo alla lettera quelle che sono le indicazioni che ci sono arrivate dal Ministero dell'Istruzione e devo dire la verità che in questo periodo di rodaggio che è iniziato il 1° settembre le cose stanno funzionando molto bene. Abbiamo la piattaforma ministeriale che ci consente di vedere quella che è la situazione vaccinale dei nostri dipendenti, molti dei nostri studenti si sono sottoposti a vaccinazione e per quanto riguarda invece il personale esterno alla scuola abbiamo l'obbligo di controllare la regolarità del cosiddetto Green Pass. Per il momento tutto sta funzionando a dovere. Invece gli studenti stanno dando un buon esempio ai più grandi per quanto riguarda le vaccinazioni. Sì, noi non siamo a conoscenza del dato esatto perché i ragazzi non sono tenuti a comunicare i nominativi di coloro che si sono vaccinati, però sappiamo che l'adesione è stata davvero massiccia e questo ci rincuora perché ci consente comunque di gestire al meglio anche quelle che potrebbero essere situazioni di difficoltà che magari si verificheranno in corso d'anno. Quali sono le sensazioni per questo avvio di anno scolastico, preoccupazioni per una DAD? Insomma, siamo all'inizio, però naturalmente c'è davanti un anno scolastico intero. Sì, bisogna usare molta cautela, bisogna essere prudenti, non abbandonarsi a trionfalismi e bisogna stare coi piedi per terra, ben sapendo che anche in altre zone d'Italia, laddove si è aperto, ci sono stati poi dei casi di contagio. Ma veniamo anche da un anno e mezzo di sperimentazione della didattica digitale integrata, quindi qualora malauguratamente dovesse presentarsi una situazione di questo genere, tutte le scuole sarebbero in grado di attivarsi immediatamente per fare in modo che i ragazzi non perdano neanche un giorno di scuola. Domani allo Stellini quanti arriveranno, il numero circa di studenti? 638 studenti, molti dei quali, circa un 50%, ha comunque già iniziato a frequentare la nostra scuola perché dal 2 settembre abbiamo attivato dei percorsi di recupero, potenziamento, inserimento, quindi abbiamo già testato la ripresa delle attività. Con ingressi contingentati, come è strutturato? Sì, noi abbiamo 3 varchi dai quali i ragazzi possono accedere a scuola e, abbiamo anche organizzato degli orari un po' sfalsati per consentire di evitare gli assembramenti e speriamo che tutto vada bene, ma insomma ecco, c'è fiducia, questo potrebbe essere davvero un anno scolastico che potrebbe segnare il ritorno alla normalità. C'è anche un altro tema, quello dei genitori che devono accedere a scuola solo con Green Pass. Sì, il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico o dal personale da lui delegato e c'è questa applicazione che è molto efficace e in questi giorni appunto la stiamo utilizzando anche con i genitori che entrano qui a scuola, ma ecco, se non hanno il possesso del Green Pass valido ovviamente noi non possiamo farli entrare. Però eventualmente per comunicazioni, per parlare con il genitore che non è munito di Green Pass, si tampone, ma c'è anche la possibilità di comunicare, non so, via piattaforme online? Sì, noi lasciamo aperte entrambe le strade, si può venire qui a scuola per interloquire col personale scolastico, però solo se muniti di Green Pass valido, in caso contrario ci organizziamo anche per la telecomunicazione come abbiamo fatto anche l'anno scorso. Che messaggio vuole dare agli studenti che domani iniziano la scuola dopo un anno così difficile con una percentuale alta di DAD la scorsa? Ma io percepisco un rinnovato entusiasmo da parte dei ragazzi che sono davvero contenti di riprendere la scuola in presenza e anche da parte del nostro personale. Vedo che c'è voglia veramente di riaprire la scuola e di rendere la scuola un luogo di socializzazione, un luogo dove si impara, un luogo dove ci si confronta, mettendo al bando delle paure che ci hanno paralizzati per un anno e mezzo. Io la ringrazio, grazie al dirigente Gervasutti, in bocca al lupo anche lei per questo inizio di anno scolastico. Grazie a voi. E a voi la linea.
Eccoci, è stata illustrata ai sindaci e agli assessori comunali questa mattina nell'auditorium della Regione a Udine la riforma del commercio proposta dalla Giunta con Sviluppo Impresa. La nascita dei distretti del commercio aiuterà le microimprese del territorio nel dialogo con le istituzioni, anche per intercettare meglio i fondi nazionali ed europei. Sentiamo il servizio. Assessore Bini, questo incontro con i sindaci e con gli assessori dei comuni per illustrare quella che è la riforma dei distretti, una riforma che risulta ancora più decisiva dopo il Covid. Beh sì, ho ritenuto davvero opportuno convocare e li ringrazio per la numerosissima presenza amministratori locali, presidenti di associazioni di categorie, i sindacati, per poter proseguire quello che era un percorso che abbiamo già iniziato ancora prima dell'approvazione di Sviluppo Impresa, di condivisione di contenuti e di idee. Come correttamente ha detto lei, ancora oggi si rende assolutamente, a seguito poi della pandemia, necessario il confronto e soprattutto lo stimolo nei confronti di un comparto, e mi riferisco soprattutto al commercio, che forse più da altri ha risentito nella fase acuta della pandemia della contrazione dei consumi. Quello che noi abbiamo già fatto è l'approvazione di circa l'80% dei regolamenti attuativi degli articolato della Sviluppo Impresa. Quello che andremo a fare, oltre a completare il 20%, sarà quello di aiutare a costruire gli enti locali, in primis le associazioni di categoria, i distretti del commercio all'estero. Noi abbiamo un obiettivo che è quello di rilanciare il commercio all'interno dei centri storici, anche nelle periferie dei nostri paesi, delle nostre città, rilanciare le attività nei piccoli paesi che sotto gli occhi di tutti si sono spopolate da un punto di vista non solo demografico, ma soprattutto da un punto di vista delle attività produttive. Quindi iniettare nel sistema economico della nostra regione tutta una serie di misure economiche e regolamentari al fine di far ripartire le nostre attività produttive con la giusta forza. Presidente, lei ha sottolineato che è fondamentale tutelare le microattività commerciali che popolano i nostri comuni e i nostri paesi. Questo sistema può essere d'aiuto, il sistema di distretti può essere d'aiuto in questo senso? Sì, innanzitutto lo abbiamo verificato durante il periodo dei lockdown. Praticamente le nostre città, i nostri paesi erano spenti, non c'era vita sociale o vita relazionale, quindi questo evidenziava non solo che non c'erano attività economiche, ma non c'era la vita all'interno delle nostre comunità. Questo è uno strumento che all'interno della legge sviluppo, che può essere utile per chiaramente creare dei percorsi di rivitalizzazione, anche perché teniamo presente che dopo questa pandemia gli elementi che più dovranno essere caratterizzati dal lavoro dell'amministrazione regionale sono quelli di aiutare il sistema delle piccole e medie imprese a rimanere sul territorio ed essere parte viva della comunità di un territorio. Quindi noi riteniamo che questo è un pezzo, chiaramente non è sufficiente, ma è la strada giusta, soprattutto anche all'interno di quella che sarà la nuova riforma della legge del commercio. Parte oggi la 22esima edizione di Pordenone Legge con 400 ospiti in 5 giorni e la città è già colorata di giallo e nero. Alle 18:30 triplice inaugurazione a Pordenone, Lignano e Trieste. Linea a Daniele Micheluz che è in compagnia del direttore artistico del festival. A te la linea, Daniele. Buongiorno da Pordenone, comincia oggi il Festival del Libro, comincia a Pordenone Legge, da oggi fino a domenica siamo in compagnia di Gianmario Villalta, direttore artistico. Si parte anche quest'anno, 22esima edizione. Siamo già partiti come meglio si può, qualcosa già bene abbiamo visto, qualcosa meno, no, bene insomma diciamo, e aspettiamo adesso la triplice inaugurazione, poi verrà insomma qualche bel appuntamento dietro e concludiamo la giornata. La prima giornata è sempre quella di maggior tensione, è sempre quella che ha bisogno, nel frattempo c'è bisogno di aggiustare le cose e
poi vedremo come va. Gli appuntamenti non mancano, una Pordenone legge migliore dell'anno scorso, ma non quella che ci immaginiamo, non ci saranno insomma le torme e quello è un peccato, però insomma Pordenone legge c'è. Pordenone legge in tempi di pandemia, in tempi di difficoltà per tutti, che tutti conoscono quotidianamente, Pordenone legge che fa tutto il possibile per riuscire anche in queste condizioni. Speriamo tutti, credo che nessuno si auguri che queste condizioni continuino, speriamo tutti che finisca questa disgrazia e che poi almeno l'altro anno si possa dare fuoco alle polveri, come si dice, e rabbrancarci ancora tutti insieme. Allora il programma potete andarvelo a vedere sicuramente sui siti, sui cartelloni che ci sono in città e dappertutto. A Villalta chiedo anche l'esercito dei tanti che siete, che non siete tantissimi, ma se ci mettiamo dentro gli angeli siete parecchi, che riuscite a mettere in piedi da tanti anni questo tipo di manifestazione con le difficoltà anche che ci sono. Insomma, non c'è solo Villalta, non c'è solo Garlini o la Gasparet che sono gli altri due curatori, ma ci sono tante persone che lavorano affinché questo festival possa essere realizzato. Fa bene a ricordare questa cosa perché dobbiamo pensare non solo agli altri dello staff, che sono tutte donne, ragazze tra l'altro, e sono bravissime, che riguarda la logistica, tutta l'amministrazione, c'è un lavoro da aeroporto da fare in questi giorni, un lavoro da aeroporto, ma se pensiamo a tutti i fornitori, per tutto quello che si vede passando per Pordenone legge, tutto quello anche che non si vede, se pensiamo anche al contributo comunque delle persone che per aiutare una presentazione, per favorire, accompagnare un ospite, insomma, se pensiamo ai traduttori, agli interpreti, c'è una quantità di persone e poi quelli che vengono da case editrici o da altri giornalisti per lavorare a Pordenone dall'esterno, che comunque danno contributo al festival. Ma a parte questo, solo di Pordenone e dintorni io direi che c'è una quantità di persone che serve a fare il festival. Poi dirò, almeno fino ad oggi negli altri anni, un po' tanti pordenonesi che non conosciamo, poi sappiamo che danno una mano a fare il festival lavorando nei bar, comportandosi seriamente, lavorando negli alberghi, anche quella serietà, quella cortesia fanno parte di far bene il festival. Ecco, in attesa dell'inaugurazione di questa sera, 3 nomi da non perdere. In presenza c'è il nuovo di Piperno, però che è anche in TV, poi c'è Recalcati, va addirittura a fare un pezzo teatrale, se vogliamo proprio 3, poi io dico Aramburu perché il libro Patria è bellissimo e mi sono affezionato, allora dico sempre Aramburu, il vincitore del premio Friuli-Adria Crédit Agricole. Ecco, questa sera abbiamo detto l'inaugurazione, lo accennava lei prima, triplice, Pordenone, Trieste, Lignano in contemporanea. Eh sì, proviamo questa cosa, abbiamo personaggi straordinari, attrici, intellettuali, abbiamo un po' di tutto, insomma, e soprattutto abbiamo dei testi molto belli inventati per l'occasione e speriamo che il pubblico, abbiamo pensato a qualcosa che da un lato appassioni anche, però anche diverta, cioè di non farlo troppo paludata la questione, che ci sia un momento anche di emozione, di sensibilità sollecitata, diciamo, ma che sia anche un momento di rilassamento perché in fondo ne abbiamo bisogno. E allora buon lavoro a Gianmario Villalta e ai suoi collaboratori, finisce qui questo collegamento da Pordenone, però insomma non mancate, da qui a domenica ce n'è veramente per tutti i gusti. Grazie, a voi la linea. E noi diamo invece la linea alla pubblicità per un piccolo stacco, a dopo. Rieccoci nuovamente assieme per la seconda parte di A voi la linea, dove ci colleghiamo in diretta con Paola Treppo che si trova nella zona industriale di Cosiano dove è divampato un incendio. A te la linea, Paola. Sì Monica, buongiorno ai nostri telespettatori, siamo nella zona industriale di Cosiano come hai annunciato. Cos'è successo questa mattina? Circa un'ora e mezza fa è scattato l'allarme per un incendio che è divampato in una zona esterna di un'azienda agricola. Inizialmente si pensava che a prendere fuoco fosse stata l'azienda d'Arcano, c'è con me un dipendente che poi ci spiegherà cosa è successo. In realtà il rogo si è sviluppato, vedete in questa parte oltre il cannetto
in una zona che è invece di proprietà di un'altra azienda, un'azienda agricola. 2 le mucche all'interno della struttura che sono state messe in salvo, non sono state diciamo interessate dal fumo e dalle fiamme, che hanno invece coinvolto una serie di sistemi per l'irrigazione. Subito sono arrivati, dopo l'allarme lanciato con una chiamata 112, i vigili del fuoco, la prima partenza dal comando di Udine, e hanno domato il rogo. È fondamentale l'intervento dei dipendenti, il titolare poco fa era qui con noi, dell'azienda d'Arcano, perché sono stati loro proprio, lo vediamo anche in questo momento, uno di loro sta continuando a bagnare la parte che separa le 2 aziende. Ecco, voi avete visto le fiamme alte questa mattina? Sì, praticamente prima di mezzogiorno abbiamo sentito strani rumori e dopo siamo venuti fuori e abbiamo visto queste fiamme alte che si sono propagate, fumo nero sopra, e quindi sì. Noi siamo subito intervenuti con i idranti, qui, le manichette che abbiamo in dotazione all'interno dell'azienda, per cercare di spegnere l'incendio, perché qui abbiamo anche noi, come vedete qua dietro, le bombe del gas, e quindi non era tanto da ridere se prendevano fuoco quelle. Ecco, quindi il tempestivo intervento dei dipendenti dell'azienda d'Arcano ha scongiurato che le fiamme, ripeto molto alte perché avevano avvolto il cannetto, si propagassero alle bombole di gas che ci sono qui. In realtà poi una parte di, diciamo di scintilla ha raggiunto una parte di prato, fortunatamente lontana dallo stabilimento produttivo. I vigili del fuoco sono intervenuti insieme agli operai dell'azienda per domare il rogo che si stava appunto sviluppando anche nel cortile dell'azienda d'Arcano. Ecco, vediamo adesso Martina Beraldo che sta cercando di mostrarvi quella che è la situazione oltre il cannetto in questo momento, e vedete ci sono dei macchinari utilizzati per l'irrigazione che sono stati interessati dalle fiamme. Le cause sono in corso di accertamento, con ogni probabilità si tratta di una causa accidentale, Andrea. Ma speriamo di sì, perché se noi non siamo stati ovviamente, quindi aspettiamo cosa faranno i vigili, i loro rivelamenti, e quindi vediamo insomma. Ecco, allora per fortuna aggiungiamo, nessuna persona è rimasta ferita, ha informato subito anche il sindaco Asquini di quello che è successo. Insomma, vi comunque rassicuriamo circa il fatto che non ci sono capannoni produttivi che sono interessati dalle fiamme, e quindi la situazione è sotto controllo. Qui da Coseano, dalla zona industriale, Monica, grazie ad Andrea, ti restituisco la linea. Grazie Paola. Si concluderà domenica con la cerimonia di inaugurazione programmata alle 18:30 al 24° Simposio Internazionale di Scultura su Pietre del Friuli Venezia Giulia, che si svolge nel Parco Sculture di Vergnacco di Reana del Roiale. Sono 8 le opere prodotte dagli artisti ospiti nell'edizione 2021, provenienti oltre che dal nostro paese, da Serbia, Irlanda, Messico, Argentina e Venezuela. Le creazioni, che resteranno esposte fino alla prossima primavera, ha raggiunto per noi il simposio Isabella Gregoratto. Eccola. Del simposio di scultura a Vergnacco, un'edizione la cui organizzazione è stata un po' sofferta, però Roberto Cossettini è riuscito a farcela anche quest'anno e già sta pensando alla 25esima edizione. Sì. Diciamo, è stato molto difficile organizzare il 24esimo. Diciamo, sto pensando, ma sono molto preoccupato perché effettivamente, visto l'andamento di questa pandemia che non finisce mai e i tanti problemi che incontriamo nell'organizzare, sono più cauto del solito nel pensare al futuro. E comunque parliamo della realtà, praticamente parliamo dell'oggi. Andiamo subito a incontrare Alfredo Pecile, che adesso vive a San Giorgio della Richinvelda, e dobbiamo ricordare ai nostri telespettatori che Alfredo Pecile ha realizzato quella scultura che si vede sulla piazza di Fagagna, l'asinello, il simbolo, il mus. L'asinello è tutta un'altra cosa. L'asinello è tutta un'altra cosa, va bene, diciamo il mus. E oggi qui che cosa sta portando? Sto cercando di fare una specie di ricordo all'inizio dell'umanità, cioè praticamente lo spostamento dell'uomo
nel territorio di questo mondo, perciò è praticamente un monumento all'emigrazione. Ho messo 2 elefanti che siano più evidenti in una piccola barchetta che finirà in un mare che per me è il mare di Babele, perché è il mare dell'incomprensione, chiuso in questa torre. Semplicemente 2 elefanti. Quindi Alfredo Pecile dall'Argentina è tornato qui proprio per partecipare al 24esimo simposio internazionale di scultura su pietre del Friuli Venezia Giulia. Con Roberto Cossettini andiamo da un altro dei partecipanti, che è Reinaldo Escalonia, arriva dal Venezuela, però lui adesso vive a Valencia. Sì. È un artista che ci è stato segnalato da un precedente artista, abbiamo avuto modo di verificare il suo curriculum e siamo felicissimi perché è una persona positiva e sta realizzando anche lui un'opera importante. E Reinaldo che cosa porta qui dal Venezuela? Questa qua è la mia opera, l'ho chiamata Fiore dell'anima, è una sorta di fiore, cerco di mettere insieme un gioco fra lo esterno e lo interno, l'interiore, no? Questo riguardo al modo di fare scultura, no? Di modellare verso il dentro e il rapporto fra l'esterno pure, no? Questo cerco di fare una metafora fra la ricerca che dobbiamo fare, penso che dobbiamo fare tutti. Bene, ringraziamo anche Reinaldo e con Roberto Cossettini continuiamo a parlare proprio di questo simposio. Abbiamo detto grandi difficoltà per organizzarlo. Abbiamo cercato un po' di più tranquillità pensando ad un settembre laddove la pandemia cercavamo di immaginare che poteva un po' rientrare, invece ci siamo ritrovati nuovamente nel problema e in questo senso... Ecco qui Francesco Cadeddu che arriva dalla Sardegna, da Oristano. Da Oristano, è stato il nostro ospite nel primo simposio. Noi abbiamo dovuto, proprio in ragione del Covid, andare alla sostituzione di 2 artisti, uno russo e uno vietnamita, che non sono venuti e abbiamo ripescato con grande soddisfazione perché è un artista. Ecco, immagino che lei sia venuto qui volentieri quando ha risposto subito alla chiamata. Non ho risposto, sono venuto subito. Senza neanche rispondere. E che cosa propone questo? Il titolo della mia opera è Madre Terra, che in Sardegna ci teniamo molto, anche se la offendiamo tanto, la nostra terra. Ci sono tante similitudini col Friuli, il nostro carattere. Qui ho voluto rappresentare 2 mani che stringono un grappolo d'uva. Sì. Quindi un omaggio anche ai vigneti del Friuli, sì, se vogliamo. Sì, ma il mio senso è il madre terra che cerca di proteggere i suoi frutti. Bene, ringraziamo anche Francesco Cadeddu e mi sposto da un udinese, arrivo da un udinese che è Antonio Felice La Montagna, che sta usando delle tecniche diverse, praticamente mette insieme plexiglass e pietra. Esattamente, cercherò di fare un accoppiamento di materiali, in genere insomma insoliti, che sono stato spinto da una idea profonda, quella della evoluzione, e quindi se noi andiamo a scavare dentro di noi, a fare un po' di spazio, troviamo molte informazioni e quindi lo studio profondo che ti porta dentro la materia ti fa comprendere che ci possono essere spazi per poter collegare materie apparentemente diverse. Ringraziamo anche Antonio Felice La Montagna e andiamo da Masha Pavnovic che arriva da Belgrado, quindi dalla Serbia. Andiamo praticamente nelle fauci, entriamo nelle fauci delle emozioni. È una scultura che racconta diciamo, emozioni come tipo paura, rabbia, lo stress in generale. Ho fatto un anno fa un bozzetto su questo tema in mezzo di pandemia comunque. Ora finalmente è arrivato il punto che poteva essere realizzata in marmo in una dimensione più grande in questo marmo di Aurisina. Bene, quindi fino a quando troveremo gli artisti al lavoro? Allora, fino a domenica 19 che c'è la cerimonia di chiusura e la lettura della commissione artistica di ogni singola opera. Bene, grazie Roberto Cossettini, grazie anche agli artisti e restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella, a voi la linea oggi termina qui, ci ritroviamo domani alle 12:45 sempre su Telefriuli.